Allora, ciao a tutti e benvenuti quindi a questo nuovo video sul mio canale. Qui è Geremia che parla. Quindi allora siamo arrivati a una nuova parte di questa mia sintesi del mio romanzo Antonio Rizzi e Innocenza della realtà, e stasera appunto vi farò la sintesi della terza e ultima parte dell'ottavo capitolo. Quindi, detto questo, io vi ricordo che ho cominciato a creare questa serie per parlare del mio libro, della vicenda di questo giovane siciliano protagonista del mio libro, capitolo per capitolo. Questo è il mio secondo romanzo. Per chi non mi conoscesse, appunto, come vi ho detto in precedenza, mi chiamo Geremia Datti, faccio l'autori da 4 anni. E appunto i miei due libri sono questo qui, che è la seconda esistenza, è una piccola autobiografia, ve la faccio vedere bene. E poi c'è questo qui, questo libro qui, che è un romanzo, Antonio Rizzi e Innocenza della realtà, ed è un romanzo che parla di vicende di un giovane siciliano che in seguito a diversi avvenimenti finisce coinvolto nel mondo malavitoso della mafia, prima in Sicilia, nella sua terra nostrana, e poi successivamente a New York. Come vi ho detto, io questa sera ho creato per parlare del libro capitolo per capitolo, poi quindi prima che comincerò a parlarvi della terza e ultima parte dell'ottavo capitolo, vi ricordo anche che se voi volete acquistare una copia del libro la potete trovare nella nostra enoteca di famiglia. Io sono a Savona, provincia di Latina, Corso Vittorio Emanuele III, numero 55, non vi potete sbagliare, quindi per chi è in zona dell'Ago Contino, Latina, Terracina, Sperlonga, i libri li vendo personalmente. Poi se siete fortunati in qualche libreria edicola la potete anche trovare, però non è abbastanza facile, è più facile che la comprate una copia da me. Quindi, detto questo, io vi invito sempre a mettere un mi piace, a commentare e a iscrivervi al mio canale. Poi seguitemi ovviamente sia sul mio profilo Facebook, che vi lascerò qui in descrizione il link, e sul mio sito web ufficiale, che anche qui vi lascerò in descrizione il link. Detto questo, come ho detto, vado a parlare della terza e ultima parte del libro, che riprende dopo appunto un incontro tra capofamiglia delle varie famiglie mafiose di New York, guidato da Don Gentile, quello che per anni era stato il principale socio d'affari di Francesco Cilli. E appunto Francesco Cilli è il nemico principale del nostro protagonista, dello stesso Antonio Rizzi, che ha letteralmente distrutto la famiglia per un debito che il padre di Antonio aveva in precedenza. Antonio perse la madre, il padre, e il fratello appunto riuscì a scappare negli Stati Uniti comando una profonda voglia, un profondo sentimento di vendetta nei confronti dello stesso Francesco Cilli. E appunto nei 10 anni che passò a New York però cambiò radicalmente la sua vita. Cambiò realmente nome Philip Morris, visse con una donna italo-americana chiamata Anna, sorella di un uomo chiamato Graziano, un amico di sua madre e suo padre, che lo ha aiutato appunto a fuggire da Corleone. Però ha già fatto delle conoscenze con due ragazzi chiamati Nick e Roger, e i tre ragazzi che compiono appunto dei piccoli furti, dei piccoli come posso dire, affari minori, vengono notati appunto dallo stesso Don Gentile, che decide appunto di assoldarli. Quindi questa riunione serviva precisamente a questa. I capomafia di New York, Don Vince Gentile, Marco Lupisella e tutti gli altri, come vi ho detto, capi famiglia di New York, appunto faranno notare lo stesso Don Vince Gentile che se appunto vuole gente fidace nel suo traffico di droga, che appunto è il suo principale business, ha bisogno appunto di questi tre ragazzi che sono appunto guidati da Philip alias Antonio Rizzi. Quindi dopo l'incontro tra capomafia, questo è quello che succede nell'ultima parte dell'ottavo capitolo. Erano passati un paio di giorni da quando Antonio, o meglio dire Philip, insieme ai suoi compagni avevano concluso l'affare degli antidepressivi con quello spacciatore da 2 soldi di Oscar, spacciatore da 2 soldi nei quartieri di Arno. Philip sentiva che Roger e Nick stavano diventando sempre più considerati da gente che faceva lo stesso lavoro, ma che stava sul livello più alto. Fino a quel momento, quando qualcuno dei loro clienti aveva problemi, era sempre stato Nick a fargli capire che con loro non si scherzava. Era lui il braccio del trio. E Roger, lo stesso Philip, sapeva di poter contare sempre sul suo carattere forte. In quest'ultima occasione invece era stato Philip a mostrare i denti. Oscar aveva subito capito che era meglio non fare il furbo. Philip stava acquistando sicurezza. I suoi amici si erano complimentati con lui. Non solo, Roger aveva detto che se avessero continuato così potrebbero essere stati considerati da qualcuno di più importante, di qualche spacciatore da 2 soldi che viveva negli squali di sobborghi domenicani di New York. Quel giorno Philip era stato di nuovo contattato dai suoi due amici, che era un nuovo compratore interessato e non voleva lasciarsi sfuggire l'occasione. Anna gli aveva già detto che sarebbe dovuta trovare una sua vecchia amica. Non poteva esserci ovviamente più scusa migliore, perché lo stesso Antonio Philip sapeva che forse la stessa Anna sapeva quello che facevano nella vita. Quindi comunque si incontrano un'altra volta con Nick e Roger, che vengono appunto contattati da Luca, principale consigliere di Don Vince Gentile, in verità consigliere di un altro capofamiglia, Marco Lupisella, ma che poi diventerà consigliere dello stesso Vince Gentile dopo appunto che il consigliere del Don Vince Gentile lo ha tradito, l'ha quasi fatto finire in prigione. Da quel momento non si è più fidato di nessuno, lo stesso Gentile, tranne che gli altri capi mafia, e appunto Luca, uno dei principali consiglieri, che appunto metterà in contatto lo stesso Don Gentile con Roger, Nick e soprattutto con il nostro Philip alias Antonio Rizzi.
Quindi lo stesso Luca incontrò Nick e Roger e lo stesso Philip. Mi fa piacere fare la tua conoscenza, Philip. Io sono Luca, il consigliere di Don Giuseppe Marzano, se presento l'uomo. Philip era perplesso, ma gli strinse comunque la mano. E cosa vuole da noi? Rallenta, Philip. E Luca ha una proposta interessante per noi, disse Roger. Anche se Antonio Philip era depresso, scusate, non depresso, era perplesso, sentiva che poteva fidarsi dei suoi amici e sentiva che questa era la nostra possibilità di lavoro. Allora dici pure qual è la sua proposta, gli chiese. Semplice ragazzo, voi tre siete mossi bene ultimamente, le vostre azioni non sono possibili osservare, sono qui per proporvi di lavorare per il mio boss e per il suo socio, Don Vincent Gentile. Philip era allibito, aveva già sentito quel nome, non ci voleva molto a ricordarselo, del resto Vincent Gentile era il capo della enorme famiglia, della di gran lunga il don più importante di New York, gestiva un enorme narcotraffico e il suo potere e la sua influenza era paragonabile a quello di Al Capone dei tempi d'oro. Cosa dovremmo fare esattamente? Gli chiese Philip sorridendo. Non riusciva a nascondere la sua soddisfazione. Il loro lavoro è stato notato e stavano facendo un passo in avanti nella gerarchia. Per il momento niente, volevo soltanto dirvi che potreste tornarci utili ai nostri affari, spiegò Luca. Abbiamo parecchia roba che bolle in pentola, le persone semi-sconosciute come i suoi amici possono tornarci molto utile. In che modo? Gli domandò Philip. Quando saremo a lento lo saprai, tagliò corto il capo del consigliere mafioso. Ora ti basta sapere che se farete un buon lavoro i miei capi vi compenseranno adeguatamente, concluse Luca, e se ne andò, lasciando Philip, Nick e Roger con un sorriso con un sorriso incredibile, non potevano crederci. Il solo pensiero di abbandonare i sottoborghi metropolitani e lavorare per i principali carromati li aveva entusiasmati. Philip, Nick e Roger con un grande sorriso, avrebbero deciso appunto che stanno facendo il passo grande perché avrebbero lavorato per gente importante, non più per spacciare della strada. E così ragazzi, quindi si conclude l'8º capitolo appunto del mio romanzo Antonio dell'innocenza contro la realtà. Quindi niente, spero che abbiate gradito. Ovviamente noi ci vediamo probabilmente la settimana prossima dove comincerò a parlare del nuovo capitolo, dove farò video comunque diciamo abbastanza sintetici, ma quelli di stasera che molto meno di quelli dei precedenti. E appunto per non far durare un capitolo per video, quindi cercherò di farlo durare al massimo 2 video. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate numerosi e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo sicuramente la settimana prossima. A presto ragazzi, ciao!